Scatta una nuova fase della Coppa della Divisione Under 23 di Futsal. Si affrontano il CUS Palermo e il Canicattì in una data particolare, quella del giovedì sera, che però non nega spettacolo da una parte e dall'altra. Qui subito Zangara, il portiere del CUS, molto attento, prova a rispondere dall'altra parte la squadra guidata da Marco Casamento con Grammatica che punta verso il sinistro, va a calciare, la palla sbatte sul palo e poi viene controllata dal portiere Vigna. Si gioca a ritmi intensi e molto alti da una parte e dall'altra. Qui ancora la fuga in ripartenza da parte del Canicattì con la palla che in qualche modo viene salvata e messa in angolo da Zangara. Insiste la squadra ospite con questa conclusione dalla distanza. In qualche modo Zangara, poi Grammatica nega i guai ai suoi compagni di squadra. Poi calcio di punizione con uno schema senza dubbio particolare. Conclusione da parte di Castiglione, smanacciata con volo plastico dal portiere Cussino. Cus che dall'altra parte ci prova con Quinario, palla bloccata da Vigna e lancio subito in avanti. Ancora qui l'uscita di Zangara che in qualche modo riesce a disimpegnare, poi la palla arriva dalle parti di Furaforte che scatta e con l'esterno non trova la porta. Occasionissima per il Cus che insiste ancora con Furaforte. Vigna blocca il pallone, poi serve in avanti i compagni per questa giocata che porta ancora al tentativo da parte di Caltabiano. La palla che viene in qualche modo messa fuori da Zangara. Dall'altra parte ancora Furaforte che spinge, palla sul destro, conclusione alta sopra la traversa e Canicattì a questo punto cerca di riportarsi in avanti. Qui altra conclusione col sinistro, questa volta da parte di Lovetere, e sfera che si perde fuori. E allora prova a rispondere il Cus, si gioca ancora una volta ad intensità molto alta. Grammatica questa volta si porta sul destro, conclusione respinta col piede in spaccata da Kevin Vigna. E allora ancora l'ex giocatore degli 89ers che va a puntare l'avversario, se ne va ancora una volta sul destro, prova ad incrociare, colpisce il palo, questa volta Vigna poco attento sul suo primo palo. E allora prova a rispondere il Canicattì, intanto con questa conclusione smanacciata in qualche modo da il portiere Zangara, e poi con questa conclusione che si spegne all'angolino, vantaggio del Canicattì con la conclusione vincente di Matteo Lovetere che si va a prendere l'abbraccio dei compagni. Schema perfetto da calcio d'angolo per i racinari che dunque passano a condurre proprio poco prima della fine del primo tempo. Con le immagini passiamo alla ripresa con questo tentativo ancora di Castiglione, smanacciato fuori da Zangara. Insiste la squadra ospite che prova a prendere campo, prova soprattutto a non lasciare l'iniziativa. Qui il tentativo in spaccata da parte di Capitan Urso con la palla che si perde fuori. Ancora insiste la squadra racinara con un'altra conclusione di Lovetere dalla distanza, smanacciata da Zangara. Dall'altra parte ci prova Quinario con l'intervento di Vigna che innesca il contropiede con Caltabiano, conclusione respinta. Ancora palla che rimane lì e Zangara bravissima. Infine Urso che colpisce in pieno Commendatore. Ancora la squadra questa volta in maglia verde che cerca di spingere sempre fronte alla porta con Caltabiano. La palla rimane lì e poi si mangia il gol Urso, il possibile 0-2. Dall'altra parte allora prova a rispondere il CUS con Biscari, il talismano del CUS Palermo entra dalla scossa alla squadra e questa volta trova il gol del pareggio. Come era successo nella prima gara contro il Mistral, il numero 45 riesce a scuotere i compagni. Quella volta non segnò, questa volta sì, e la rete dell'1-1. Qui bravissimo anche in fase di chiusura il numero 45 che spinge per vie centrali, conclusione di mezzo esterno, palla che si perde fuori. Canicattì che in qualche modo prova a rispondere e a reagire, ma è bravo ancora con la parata Zangara. Poi prova a spingere la ripartenza Grammatica che arriva a sterzare l'uscita in ginocchio da parte di Vigna. Partita sempre molto frenetica con le due squadre che non ci stanno a pareggiare. Allora qui il Canicattì ha una grande chance, ancora una volta Zangara si tuffa sulla sua sinistra e respinge. Poi l'errore di Commendatore consente a Castiglione di saltare Zangara e di riportare in vantaggio gli ospiti col gol dell'1-2. Qui ingenuità da parte di uno dei giocatori più esperti, del capitano del CUS Palermo, e passa ancora a condurre il Canicattì. Finale di fuoco con il CUS Palermo che cerca di spingere. Qui Quinario serve una gran palla a Biscari, il quale calcia dritto per dritto, non inquadra la porta. Poi la palla recuperata da Furaforte con la ripartenza condotta da Commendatore, servizio per Grammatica che se la porta ancora sul destro, ancora il palo per il numero 23 del CUS Palermo. Sfortunata
la squadra di Casamento, che ha colpito 2 legni in questa partita, poi spinge addirittura col quinto uomo il Canicattì per cercare di tenere lontani gli avversari. Qui una palla gol sprecata dalla squadra in maglia verde, ancora Vigna che cerca di spingere, il tocco di Lovetere per Urso che calcia male, anzi si trattava di Caltabiano, conclusione sul fondo a tu per tu con Zangara, poi in qualche modo Grammatica prova a lottare ma la palla ce l'ha ancora il Canicattì, che è un'altra occasione smanacciata da Zangara, non riesce a reagire il CUS Palermo. Allora l'ultima palla gol della partita ce l'ha ancora il Canicattì con questa conclusione fuori, poi sul rinvio di Vigna suona la sirena, vince il Canicattì che espugna il Palacus, parte bene in questo girone di Coppa della Divisione Under 23. E allora da Sportisiri è tutto, alla prossima!